proprio nella facoltà di Genova, e lì vedevo come l'uomo viene trattato solo come una macchina, e la medicina è difensiva, vuol dire il medico ha paura delle conseguenze legali se sbaglia. Quindi invece di curare per il bene, si finisce per curare per difendersi. Il medico si difende e poi viene curata la persona considerata solo in un pezzo, quindi solo l'occhio, solo il fegato, solo la testa, eccetera. Questo sistema materialista è pervasivo, è in tutta la nostra società, però nella medicina si vede tantissimo, e la medicina è un ambito molto importante che è diventato sempre più pervasivo nelle nostre società. Vedete con il Covid cosa è successo? Che ci hanno detto non potete uscire perché c'è questa infezione. Però attenzione, viene sempre più usata come uno strumento di controllo. Perciò da musulmana e da musulmani tutti noi dobbiamo stare attenti, secondo me, alla medicina che scegliamo e come ci vogliamo curare, qual è il nostro percorso di guarigione quando siamo ammalati. L'idea che l'uomo sia una macchina è abbastanza vecchia, ma è più antica l'idea dell'uomo come un'unità mente, corpo e spirito, e questo nella rivelazione è molto chiaro. Alhamdulillah. E quello che si vede anche è che tutta la nostra vita è stata medicalizzata dalla nascita, quindi il parto avviene, la gravidanza già è super controllata, 1000 esami, il parto avviene in ospedale praticamente sempre, in Europa ma sempre di più in tutto il mondo, l'infanzia è medicalizzata, a scuola piovono diagnosi di disturbi educativi e dello sviluppo, quando poi spesso è il sistema scolastico che non riesce a seguire i bambini. Spesso i bambini stranieri vengono diagnosticati perché stranieri, perché sono diversi culturalmente da altri, per esempio. La pubertà, tutti i problemi, la donna viene particolarmente attaccata da questo sistema, perché tutti gli squilibri ormonali vengono considerati malattia, si danno farmaci per sopprimere i sintomi invece che per riequilibrare, e quindi già un disturbo mestruale dice prendi i farmaci chimici tutta la vita, per esempio. Ma anche l'uomo, ogni sintomo è considerato una malattia. Ho il cuore che batte forte, prendi il farmaco. Ho l'ipertensione, prendi il farmaco. Sono sintomi che però vengono considerate malattie. E quindi bisogna fare un ragionamento, perché quando studiavo io, anzi quando studiavano i miei maestri, per esempio il colesterolo era considerato già un problema. Colesterolo alto, cosa vuol dire? Vuol dire che tutto quello che devia da una media, vuol dire malattia, vuol dire prendi il farmaco. Ma attenzione, se andiamo dietro a quest'idea, vuol dire invece di curare il sintomo stiamo dando solo soldi per comprare più farmaci. Questo livello del colesterolo negli anni è stato sempre più abbassato per avere più persone che avevano bisogno di questo farmaco. È un esempio, ma ce ne sono tantissimi. Quindi il sistema medico dominante vede l'uomo come non solo macchina, ma anche come un oggetto di commercio, e questo è sempre più evidente. Da musulmani, secondo me, cosa dobbiamo fare? Ritornare all'idea che abbiamo, però forse è più difficile applicarla nei temi quando ci ammaliamo, che l'unità mente, corpo, spirito va curata come un'unità. E quindi come ci si ammala? Ci si ammala solo nel fisico? No, lo sappiamo, il Corano lo dice infinite volte, ci si ammala nel cuore. Per intendere, ci si ammala nell'emozione, si ammala la società. Si ammala quando la società è ingiusta, la comunità è ingiusta, quando le persone sono ingiuste, quando ci sono i tradimenti, quando c'è l'ipocrisia, e questo vuol dire che nella malattia c'è una componente sì individuale, personale, ma anche collettiva. Quindi dalle persone malate si arriva a una comunità malata, e da una comunità malata si arriva alle persone malate. Ogni persona ha un equilibrio fisico in cui tutti i suoi pezzi sono insieme in armonia, ma anche emotivo e anche spirituale. Che cosa succede? Quando lo spirito si ammala, vuol dire quando io vivo senza uno scopo, quando sono sfruttato, quando non vedo il senso delle cose che faccio,
arrivano i sintomi anche emotivi, che sono già una forma di comunicazione, un messaggio che sta arrivando. Che cosa mi sta dicendo questa emozione negativa? E dopo l'emozione negativa arriva il sintomo fisico, funzionale. Cioè nella funzione del mio corpo qualcosa viene alterato, arriva il dolore, arriva un reflusso, arriva un formicolio, anche cose piccole che poi diventano più grandi. Quando poi effettivamente si arriva alla trasformazione patologica nel corpo, nel tessuto, è l'ultimo step di una malattia che è iniziata molto prima. Non voglio dilungarmi anche perché poi divento magari tecnica, se ci sono domande magari me le potete fare, però il messaggio secondo me che vorrei trasmettervi di quello che ho imparato in questi anni di clinica è che noi abbiamo l'Islam che è veramente una guida e come una misericordia arrivata da Allah subhanahu wa ta'ala per noi, e abbiamo il dovere, la responsabilità di anche curarci e curare la società attraverso e grazie all'Islam. Quindi ci sono tante medicine, questo è mio figlio, scusate, padre del figlio, salvami. Ci sono tante medicine, quelle più tradizionali, che vedono la persona come un'unità, quindi sono più valide rispetto a quella che è solo riduzionista materialista dei nostri tempi, e quello per esempio che faccio è medicina omeopatica, che è cresciuta, si è sviluppata in Europa, ma ci sono tantissime altre medicine che vedono la persona come un tutt'uno e sono valide, e però davvero quello che la malattia ci sta dicendo è un messaggio che ci ha inviato il nostro creatore e che noi dobbiamo capire, comprendere per guarire, e l'Islam è la migliore cura di tutte.